Tutto Ma bene? perché vediamo? Tutto bene quello che ti Mamma, te la batteria di Non era tenuto capito di piatto, per me non lo vedo, Mamma, te. Che buono, mozzarella. tieni Sofia, non muori. Muori. Complimenti, veramente. Perché? La vuoi? La mozzarella, tieni, è fresca, tieni la mozzarella. Vuoi? Mangia ormai. Mangia. Tira. Tu ti sei sporcato per i capelli. Posso riprendere? Cosa la palla cassatella? Perché? No, non si come non No, questa è la prima. No, hombre, questo. E qua. Andiamo dopo. Il canno non lo cagate più. No. Sposti verso sinistra. Sì, di qua tanto no. No, Non sono questi i piatti da usare. Non sono mai. devo venire. Mi devo... Glieli volevo dare. Aspettassi per dire qualcosa, stessi pensando a No, parlare. bisogna dire che c'è il croccante. no, signora, devo dire tutto questo, faccio denuncia. Ti do 10 Io però ti ho subito. aspettato dalle 4:30 fino a ora. Allora, ok, Questo- va bene. Allora leggo, Un ragazzi. po' basso, attenzione. Attenzione. stavo diretta. Mi spiace, io ho aspettato. Faccio E non pace. abbiamo detto niente, abbiamo aspettato. Giusto, signora, Con il condivido. frigorifero a 12 gradi, che spero che sia anche questo. Condivido pienamente, signora, sto insieme al finendo di combinato. leggere. Ok, Posso- grazie. C'è anche Ok. del croccante dentro al pralinato con un po' di sale d'infersa dentro. Un po' di? Sale d'infersa, delle saline di trapo. C'è C'è da degustare. C'è da degustare. Qua è sa. Perché volevo dargli un tocco di salato al croccante. Devo dire che mi ha ispirato il maestro, come si chiama, quello cocodino che ha fatto... Rinaldini, che ha fatto un croccante salato, però lui ha usato un altro tipo di sale. E io, quello madonna, roba del genere, io ho detto perché no, un prodotto siciliano, il sale d'infersa, mettiamocelo una noce, speriamo che sia. Giusto, giusto. È la mia prima torta. Che se consideri una torta di questa dimensione normalmente. Infatti il problema nasce dal fatto che io la prima volta che la faccio ho fatto la gelée troppo alta, il cremoso al caffè troppo alto e quindi praticamente mi sono ritrovato ad avere un problema. Però regge, speriamo che regge. Pensate che è la mia primissima volta fatta tutta da sola. Certo, lui è bravo, lui è più che della pasticceria. Ho fatto troppo alto il gelée e il cremoso e quando poi li ho dovuti inserire con la mousse al cioccolato bianco e il Ma il mandarino. cremoso diciamo che sono perfetti, è tutto il resto che è troppo alto. Però Gio, lo devo fare più sottile allora Gio. La torta. E quindi deve essere più sottile questa. Questo. In origine se leggete i fogli che sono così lunghi si... Contro vi faccio. Ce lo despieghi. Scusami, il tuo cognome è Giada? Certa. Come sicura, certa. Come certosino, certa. Ah, Rosaria. Rosaria Cinzia. Ok, perfetto. Mari, tu l'hai assaggiata la torta? No, io ho assaggiato la crema, un po' la crema. Ed è buona. È una domanda? No, è la mia risposta questa. Ah, Ti è vedo buona? buona. Ah. Però ci hai pensato tu a mangiarti tu questa torta. Ti ci sei messa... Tu dici per i limoni, giustamente, no? Perché ovviamente, essendo che, come dice... Campanella Maria Rosa. Che ci vuole il carino perché
Buonasera a tutti, io sono Manuela Rampolla, faccio parte della Compet, sono una cake designer. Bravo, bravo, sì, sì. Più applaudite più vi facciamo mangiare. Buonasera a tutti, Daniela Lupono, anch'io faccio parte del team Compet e Giovanni Cappello e anch'io sono una cake designer. Brava. Buonasera, Antonino Pace, team pasticceria della Compet. Scusate, no, voglio presentare anche Antonino, perché Antonino ha una bellissima pasticceria a Palermo. E non è solo Compact ma anche titolare di una bellissima pasticceria, per cui io sono per i titolari come Giovanni Cappello, perché noi come lui, Giovanni che ha aperto un nuovo punto, non so gli altri se hanno una pasticceria, anche loro hanno una pasticceria, diamo tanto lavoro ai giovani perché siamo imprenditoria e ci crediamo in questo, ci crediamo, giusto? Okay. Allora, Mauro Lofaso, ho anche io una pasticceria a Bolognetta, provincia di Palermo, e faccio parte del team Compact. Buonasera, io sono Caterina Settimo, ho un laboratorio di cake designer a Santa Ninfa e faccio parte della Compact. Giovanni, mi presento io e poi ti do il microfono a te. Io mi autopresento, io sono Paolo Antico, non sono Compact, non sono FIP, non sono niente, ma sono Paolo Antico. Sì, arriva Giovanni. Ecco, dicevo, sono Paolo Antico, vengo dal Nord Africa. Ho servito 100 persone con un po' di ritardi, però sono dalle 6 sveglio, ho organizzato tutto questo. Ringrazio intanto Nino Parrucca che oltre ad essere mio amico è un grande artista siciliano da portare veramente anche in Cina. Veramente, dico. L'associazione lo vuole premiare perché non è possibile che lui esce sempre premi e noi non facciamo nulla. Questo è il mio secondo premio comunque, Nino Parrucca. Spero che ti piaccia. Un piatto diciamo che ha fatto l'artista Michela Sardisco di Trapani. Per il resto lascio ai professionisti il resto della valutazione. Grazie. Grazie. Quello è il delegato per la provincia di Palermo della nostra associazione. A Palermo abbiamo 3 pasticcerie, tra cui adesso ne abbiamo aperto un piccolo bistrò del dolce che fra un po' diventerà un ristorante del dolce e una scuola di pasticceria. Sono qui intanto per presentare questa manifestazione dove abbiamo visto veramente dei risultati molto alti dalle nostre, diciamo, la premiazione fra mezz'ora circa, un'ora circa. No, facciamo subito. Manca lui, Giuseppe, scusami Giuseppe. Giuseppe, presentiamo Giuseppe da? Giuseppe Voglianello, giusto? Giuseppe Voglianello, ok. Perché mangiare la cioccolata, insomma, sì, che mangiamo cioccolata, però bisogna fare attenzione al tipo di cioccolata che si va a mangiare. Perché molto spesso si fa confusione fra il surrogato e la cioccolata, no? Perché tutti mangiano cioccolato fondente e poi alla fine glielo fai assaggiare e dici... chiaramente voi siete secondo me da premiare ancora di più proprio perché mettete un valore aggiunto in quello che è l'arte della pasticceria. Ciravolo, bravo. Cake designer per l'edizione 2016 maggio 21 maggio premia Nino Parrucca. Signori, vince Raffaela Terzo. Brava. Un applauso, un altro applauso per favore, grazie.
Si può alzare dalla sedia, sì? Ruscica. Ok. Brava, brava. Complimenti. Tutti la foto, ragazzi, tutti la foto? Si sente? Si sente, no. Allora, presentiamo il ragazzo signor Salvo Licari, primo posto. Complimenti Salvo Licari. Come premio speciale applauso. All'antico per aver presentato ufficialmente la scuola. Grazie. Gentilissimo, grazie. Va bene.